Si sono chiuse oggi nell'Aula Magna del Bo a Padova le celebrazioni venete per i 150 anni dell'Unità d'Italia davanti a una platea soprattutto di giovani studenti. Si chiude un anno di manifestazioni, ma da oggi, 17 marzo, diventa festa civile nazionale come giornata dell'anniversario dell'Unità d'Italia. Un anno caratterizzato dalla crisi economica, un anno che ha fatto scoprire gli insegnamenti fondamentali e indispensabili per poter far fronte ai nuovi eventi. Quello che ci ha insegnato quest'anno di celebrazioni è che uniti e sobbarcandoci tutti i sacrifici, però tutti possiamo uscire dai momenti di difficoltà, divisi e non andiamo da nessuna parte. Insegnamenti, richiami all'unità che, come ha ricordato nel suo discorso il sindaco di Padova Zanonato, sono giunti anche dal Presidente della Repubblica Napolitano. È lo stesso Presidente Napolitano che per l'Unità d'Italia e il suo 150esimo ha saputo usare parole non retoriche, ma svolgendo sempre una riflessione che ha collegato quello sforzo di 150 anni fa e più 150 anni fa allo sforzo che bisogna fare oggi. Un anno di celebrazioni, di richiami, moniti e ricordi che devono servire alle future generazioni. Dobbiamo offrire alle nuove generazioni la prospettiva e le opportunità che sono loro. Chiusura che ha visto rimbalzare da Roma, dove si teneva analoga celebrazione, la nota polemica per l'assenza nella capitale del governatore del Veneto Luca Zaia, che al suo posto aveva inviato l'assessore Donazzano, sostituzione a quanto pare declinata, polemica che Ruffatto rimanda al mittente. Il Veneto era presente con il Consiglio regionale, non è che il Veneto non fosse stato presente, ci sono sensibilità diverse.